Talan 14 del re Ezechie, Senacherib, re de Assirie, altacà tutti li cittàs rinforciadis di Giude e li siapà. Il re de Assirie al mandà di Lachis a Gerusalemme il grand copir, con una scorte importante. Al sostà ad or dal canal de Vastie di Zore, sulla strada dal chiam dal lavador. Il erin inquintri Eliachim, figli di Chelchie, sorestando al palazzo, Sebne, il scritturista, e Joach, figlio di Asaf, l'archivista. Il grand copir urdisè, disè per plasea Ezechie, il grand re, il re de Assirie, al discussì, c'è ise queste sicurezze che tu sta sfidat? Ti inludis tu forse che la paraula dai lavris e vali compagni dal consei e dal valore in vuere? Cumò, di cui ti fidis tu, che tu ti sei rivoltat quintri di me? Ve, tu sta sfidat sun queste chiane crevade, le git, che jentre te man e le fore, se qualchidun al sta fidat sun lui. Così al il faraon re dalle git, pardut che stan fidas sun lui. E se mi dises, no sti infidas sul Signor, nestri Dio, no isal forse lui, che Ezechie gli ha tirat via i ciucs e gli altars, e ora dit a Giude e a Gerusalemme, vuatris o adorereis dome denandi quest'altar? Po ben, impegniti col mio paron, il re di Assur, e io ti darai 2000 chiavai, se tu podaràs fornimi chiavaliers per lor. E cemut podaresti strutturi va a parain daur anche un dai più piccoli fameis dal mio paron. Eppur tu sta sfidat sulle git per condichiarsi di chiavaliers. E po, hai marciat quintri di queste tiare per fiscale senza la volontà del Signor. Proprio il Signor che mi ha dit marcia quintri di queste tiare e fischile. Allora Eliachim, Sebne e Joach i risponderin al grand copir. Per plasè, feveliur ai tiei fameis per aramaic, perché che non lo capin, e non sta fevelaur per ebraica li sorellis dal nestri popul che le sulis muris. A risponde il grand copir. Il mio paron mi hai al forse mandat a di questi robis al tuo paron e a ti, e noi investit ai oms che son sulis muris, ridusus a mangiare la lor porcarie e a bevi la lor urina insieme con vuatris? Allora il gran copir allieva in pins e alberlà ad alte vos per ebraic. Scoltait lis paraulis dal gran re, dal re di Assur. Il re al discussi, Ezechie non l'ha di imbusulaus, perché non arriverà a salvaus. E neanche Ezechie non l'ha di faus sta fidà sul Signor disint. Di sicuro che il Signor non salverà, che ste città non sarà metude tes mans da re di Assur. Non stai tala daur di Ezechie, perché il re di Assur al discussi. Faset la pace con no e rindesi. Allora ognuno al potrà mangiare ciò che butta la sua vita e il suo fiar, e ognuno al potrà bevi laghe dal suo pozzo. Fintre mai che io non vignerai e non usmenarai tu netiare compagne de vuestre, un netiare di forment e di most, un netiare di pan e di vignai. Ezechie non l'ha di imbusulaus disint, il Signor nos liberarà. I dius dei foresti hanno forse salvato la lor tiare des mans dal re di Assur. Dulà sono i dius di Amat e di Arpad. Dulà sono i dius di Sefarvaim. Hanno forse arrivata a salvare Samaria de Meman? Che iatris e tasevin. E non uran rispondude neanche une paraule, perché l'ordine del re aliere non stai a tornare risposte.
Eliachim, fi di Chelchie, il sorestan al palazzo, Sebne, il scritturist, e Joach, fi di Asaf, l'archivist, e tornarin di Ezechie, cui vistis bregas, e riportarin li speraulis dal gran copir.